una cosa volevo dire, eccomi, guarda, dopo un'intera, perché parlo piano, non so, si può fare misterioso, dopo un'intera giornata di lavoro, occhio, guarda, adesso così sera, batterie al 100%, cosa significa? Che c'è anche un ottimo impianto di fotovoltaico e per carità, siamo a maggio, zero voglia di far video. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Right? Say it for me. Riders on the storm. Si sono salite estremamente ripide, ragazzi, estremamente ripide, ma che roba. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out unknown, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog without his bone. I like a G without his chrome. It's hard to imagine the homie dog in the jag and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean, I do it upper class. So fast in your seatbelts, it's so hot, it'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride, slip through the Like storm. a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Castello di Spessa, un altro castello, strada interrotta, che sia vero, test recensione dei cartelli, poi Let your children play. vaffanculo, porca puttana, questi animali che mi fanno gli agguati di continuo, poi io, cavolo, oh su Dio, cazzo, porca troia, maledetti, stenta il vostro, dico sempre, vinta il mio, vinta il tuo, cioè, è una regola fenomenale, cazzo, porca puttana. Ah, ecco perché si chiama Sentiero Ville Alte, perché dopo qua in alto che sei vigne e era il parquet. È sempre uno spettacolo fare certe cose, per quanto possono sembrare semplici da soli, no? Spero che si senta, che il vento non rompa, perché non devo confrontarmi con altre persone che hanno altri metodi di misura o addirittura altre unità di misura, quindi altri gusti. No, devo confrontarmi con me stesso, il quale personaggio, il me stesso, no? È fortemente attratto dalle mie stesse identiche cose, ok? E quindi ok, qua ci si perde. Così come ho perso il discorso di prima, ma Pradis, le grotte di Pradis, ma hai capito bene. Castello di Spessa. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Io non ho letto e cercato nulla, comunque attento se non è un ristorante, occhio, perché la gente no, pensa altro che a mangiare. Attento adesso, vediamo, magari mi sbaglio. Ah no, hotel, ok.
Camera di residenza storica, chiesetta neogotica, parco storico, eccetera eccetera. Poi la sera io volevo andare a fare un giretto, cioè signori del castello di qua Spessa, deve essere il porto in faccia al Singano, magari sta male. Non me la sento di sprecare questi posti, perché ti spiego, ho 52 video in coda, ho delle recensioni di robe pesantemente strafighe che ovviamente saranno uscite mesi fa, questo è chiaro perché le anticipo, e quindi è inutile fare le cose in fretta, sentirsi anche con un po' di ansia e di stress, perché veramente ho tanto di quel materiale che non hai idea, veramente, ma tanto, quindi niente, avevo detto che bisognava tagliare, anzi no, vai in mona, ogni tanto posso fare una puntata da 40-50 minuti, ovviamente chi ha piacere se la guarda e chi non ha piacere non se la guarda, anche perché insomma quando ti guardi un po' un film del cazzo, una trasmissione tv del culo, anche lì ti parte sempre un'oretta tranquilla come minimo, e quindi insomma non mi sento neanche tanto in colpa a buttare fuori video così lunghi, insomma, anche perché scusa, è che è vero, ho perso un po' la dialettica, la padronanza della lingua, questo è vero, questo è indiscutibile, però contemporaneamente mi rendo anche, di qua si andava, conto, no vado di qua, che descrivere a parole, tramandare, no? Queste emozioni, questo senso di benessere, di piacere, no? Come cacchio fai, hai capito? Quindi magari intanto sparo parole un po' quasi a vanvera per farti vedere un po' la lunghezza di questi posti, questi sentieri in qualche modo fantastici, perché vedi, ogni volta che vai via a farti i sentieri, che sia in bici, a piedi o con un razzo a gas propano, come vuoi tu, c'è il sentiero con le vigne, il sentiero con i boschi, il sentiero con la montagna, i ruscelli, i ponticelli, i mulini, cioè cambiano i contesti. Io poi, i miei amici, non mi ricordo, la Subida mi pare sono arrivato, ma io vado su, i miei amici mi conoscono molto bene, sono di bocca buona, quindi per me anche sta roba qua è una figata, porca puttana, andare via in bici, con la bici elettrica su ste robe qua, e quindi sì, apprezzo questo, come la montagna, come i ponticelli, i ruscelli, le spiagge, tutto è una grandissima fortuna. Certo, se c'è qualche ciclista, mountain bike ovviamente, o qualche camminatore, o anche qualcuno che è disposto a pagarsi la multa per i fuoristrada e che quindi entra con la moto, ti dico, io sto andando alla cacchio, come sempre. La cosa intelligente invece è scaricarsi un cacchio di percorso da Komoot o da Strava o dove cavolo vuoi, e segui un po' il percorso, perché sennò rischi di fare le strade doppie, di evitare anche di saltare le cose belle. Io qua poi credo che sto girando in tondo, mi sto anche allontanando, hai capito? Quindi esatto, cioè se esistono delle cose che ti offrono dei vantaggi, usale, porca troia, perché a volte noi delle vecchie generazioni vediamo le comodità, chiamiamole, le innovazioni, come cose da sfigati. Io sono quello duro, sono quello figo, io vado con la muscolare, io vado qua, io là, eccetera eccetera. Questo per dire che se così ragioniamo è un po' come dire: guarda, rifiuto la sedia elettrica, no, quella che ti sopprimono in carcere, no, la sedia elettrica nel senso quella che ti fa i massaggi, no, la sedia massaggiante, perché io mi siedo su quella di legno. Bravo Mona, Dio caro, sarà meglio quella elettrica. Questo è Maps.me, quello con le mappe offline che ha anche i percorsi a piedi e in mountain bike, ha veramente tracciati maniacali, nel senso non che te trovi maniaci o copiette che va a funfatare, ma nel senso che sono estremamente ricchi e precisi. Tra le cose da fare c'è quella di comprare anche la mappa del Friuli su Komoot, ossia che puoi navigare nei percorsi che ti scarichi del Friuli Venezia Giulia. Komoot è un'app che consiglio a tutti, anche a chi non va via in bici, perché comunque ti indica dei sentieri con le fotografie, le descrizioni, i tracciati e tutto quanto. Addirittura poi puoi percorrerli col navigatore
unici, veramente, guarda, scaricatelo, KOMOOT. Vabbè, diciamo che ho fatto il giretto di perlustrazione, per godersela bene tutti i sentierini e anche i trail che c'erano ci vogliono le protezioni che così ti tolgono i freni inibitori e anche i freni della bici, che così e vai un po' più deciso, ti diverti di più, insomma. Oh, tanta roba anche qua, perché ogni tanto trovi ehi là, avanti, sta là a sgomare che so io parlare, trovi tutti sti tempietti, ste cesette, i fortini abbandonati, tanto non c'è nessuno, posso fare un salto 2 secondi e lasciare la bici là. Wow.